presento brevemente, presento la nostra associazione che è una cosa nuova sicuramente in generale, ma ancora di più per Nuoro. Allora, io mi chiamo Stefano De Candia, sono un assistente sociale privato, cioè non lavoro nell'amministrazione pubblica, ma lavoro privatamente con i nostri utenti o clienti. Ho fondato da un anno insieme a Maria Corda, Ernesto Pintori che è qui in sala e Pasquale Mureddu che è un avvocato, questa associazione che si chiama Consultorio Maschile Coma Onlus. Perché consultorio maschile? Perché Coma? Il consultorio è quel luogo dove si può essere ascoltati e dove si può ricevere quindi una consulenza professionale, tecnica, specifica su un problema specifico. Un problema o non solo, un disagio, non solo, un'esigenza. Per cui nasce questa associazione da delle domande che ci siamo posti studiando negli anni i vari temi del maschile e del femminile, senza necessariamente puntarci solo ed esclusivamente sulla violenza, che sarà ovviamente però tema di questa giornata. Per cui ci sono delle esigenze maschili, esistono esigenze maschili, noi sentiamo sempre parlare di esigenze femminili, e non sarò io a dirvi quali sono le esigenze maschili, mi piacerebbe che da voi venissero fuori quali sono le esigenze maschili. Noi siamo quel luogo dove queste esigenze possono essere accolte e ascoltate. Per esempio, quando un uomo esprime la sensibilità, gli viene detto, o lui stesso pensa, di esprimere un lato femminile, il proprio lato femminile. Allora, questo è vero in parte. Io dico, ma se esiste una sensibilità femminile, esiste una sensibilità maschile? La forza è una caratteristica maschile o esiste una forza femminile che è diversa dalla forza maschile? La sensibilità maschile è diversa dalla sensibilità femminile. Noi crediamo che il maschile e il femminile in ognuno di noi, e i maschi e le femmine, gli uomini e le donne siano diversi e che da questa diversità, nell'incontro di questa diversità, ci possa essere arricchimento quando queste due sfere cooperano anziché competere, come spesso avviene anche nelle nostre relazioni affettive, nelle nostre relazioni